Sì, però è meglio che metta tutto in casa, certo. No, pensa su, che fuori sta roba qui e gli altri documenti dopo è fuori gazzeri, certo. Ma no, non è che, cioè, gli è veri, però, insomma, se non so neanche a me, insomma, secondo me vai fuori casini, guarda, vai fuori casini. Meglio che pensate su, è meglio che pensate su. No, no, adesso vi spiego tutto. Tu le partite stamattina che, vedi qua, a farmi una barba, il sangue invece che venire fuori le gruse rosse, viene fuori blu. Ma come? E dopo vado nei cassetti di mia mamma, trovo sta roba qui, mezza bruciata. Che su la storia della nostra famiglia, dei Gallas, anzi dei von Gallas, che dopo, sai, per il fascio doveva italianizzare i nomi, allora tanti diventati Galassi, tanti Galasso, ne ho visto diventare Gallas con la L sola, dopo vengono girati con due, ma il problema non è quel, fu solo quel, è che dopo trovare questa roba qui, no, che vedi, questa roba qua, che è su tutta la storia, che su, adesso mi trovo anche a me, ne fodrà in bastina, nel senso che il dice, famiglia Galas, famiglia di Trento che produsse segnalati guerrieri e fu illustrata da molti nomi, tra i quali un Aldrighetto, principe vescovo di Trento, eletto nel 1232, cioè anche vescovi, Odorico Podestà di Trento, cioè sindaco come dell'A e Packer, poi Albertino partitante di Ezzelino da Romano e capo potente della fazione ghibellina, cioè. Poi, grazie a Deo, consigliere aulico e capitano vescovile di Trento, sempre preti, e Pancrazio che militò nelle Fiandre nella qualità di colonnello del re di Spagna. La mia finita, dopo che Mattia, conte del Sacro Romano Impero di Castelfranco e Terra Franca, duca di Lucera e signore di altre terre, che fu celebre guerriero sotto l'imperatore Ferdinando II e III. Se la passai tutti i due, no? E poi un Mattia Galas Conte di Trento, figlio di Pancrazio di donna annunciata Marcanti di Gandino, che fu generale imperiale e sagheggiatore, cioè Maslò a far portare via tutto, di Mantova nel 1630 e inoltre dal 1634 al 1639 comandante supremo e anima nella congiura contro Wallenstein e nel 1634 vincitore a Erlingen e nel 1635 ad Augusta, andò qui fa gli elicotteri, e morì a Vienna e fu sepolto a Trento. Però il problema non è solo questa storia qui, lei che è in questa lettera qua che su sai che è venuto da pochi conti di Arco, no? Dopo 100 anni che mancheva, gli veniva da Forbira, Brezze, da tutti di Piazza Arco. Però amico, chi sta carta qui, che dice che per tutti questi servigi qua, imperatori, i Galas, gli venivano nominati praticamente capi, cioè meglio i conti, i marchesi, i baroni, de tu l'ambaradan qua, cioè non solo de Vignole, ma anche de Arco. Allora, a sto punto, che fente sto principato di Vignole, fente una contea de Arco, fente un impero dell'Altogarda, però si manca un po' anche a me in imbarazzo, no? Perché ti hai indetto le elezioni, dovevi fare sta repubblica e adesso devi fare le carte. Ma mi basteria anche 500 euro al mese quando vado a pensione per rotondare, insomma, cioè, dopo è chiaro che non è mica tu mio questo, no? Cioè, però basta che fai le robe per bene, nel senso che cioè, i miei me la lascia, i colonnelli, i vescovi, cioè sarebbe mio, però insomma, certo non vago lì a suonare i campanelli, va, fuori dei bar che è mio, cioè, capitene, no? Però insomma, si può mettersi d'accordo, dai. Le carte le parla, è mia colpa mia questo.
fai? Io non voglio neanche a dirlo. Che sti chi, conti di arco dopo 100 anni, che chi fa su festa come fosse tu suo, insomma, mi pareva giusto. Pensi che so che vuoi, guarda, devi una mamma, 500 euro al mese, insomma, tipo vitalizio, insomma, ma porveccio che le parò, ma lascia lì, dai, nel suo appartamentino, e giuro non rompo più le scatole, non rompo più le scatole.